Buongiorno a tutti. Noi esseri umani siamo degli esseri relazionali. Dio ci ha creato per avere una relazione personale con Lui e Dio non ha cambiato la sua strategia, no? Lui tutti i giorni della nostra vita cerca una relazione con noi attraverso la sua parola, attraverso la preghiera, attraverso la comunione fraterna, attraverso le situazioni di tutti i giorni, per riportarci, no, alla struttura originale dell'immagine di Dio che è dentro di noi, perché tu sai che è l'immagine di Dio dentro di te, no? E Dio vuole ripulire questo diamante che siamo, no? La sua immagine dentro di noi. Ma è ovvio che c'è dall'altra parte della barricata c'è un nemico che vuole distruggere l'immagine di Dio che è dentro di noi. Anche lui cerca una relazione quotidiana con noi. E questa è la brutta notizia. Lui cerca attraverso le situazioni della vita di entrare in un dialogo con noi, lui cerca di distruggere l'immagine di Dio, lui cerca di prendere un credente e di buttarlo per terra in modo che diventi un credente inefficace, triste, e come diciamo stamattina meteoropatico, che sente le variazioni del clima, no? Più che temporale e spirituale. E quindi c'è questa lotta nella anima del credente, c'è questa lotta tra il bene e il male, c'è questa lotta tra lo Spirito Santo e lo spirito del mondo, e quindi questi due poli entrano in conflitto giorno dopo giorno. E stamattina studieremo, faremo più un messaggio studio che un messaggio vero e proprio. Ci sono 3 livelli di azione del diavolo, del nostro nemico e del nemico eterno di Dio nella vita del credente, che sono la tentazione, che è la prima, poi c'è il senso di colpa, che è la seconda, e il terzo è il controllo della mente del credente. Un credente non può assolutamente essere posseduto, ma può essere controllato dal nemico, perché se noi lasciamo una breccia nella nostra vita, se noi lasciamo un'apertura, lui entra e comincia a controllare le nostre azioni, comincia a controllare le nostre menti, comincia a controllare le nostre famiglie. E tante volte purtroppo la Chiesa soffre di questo, perché c'è un gruppo di persone, non so se avete mai vissuto un problema grosso nella Chiesa di spaccatura, di pettegolezzi. Che cos'è questo? È il nemico che entra in quella breccia, prende un gruppo di persone e comincia a lavorare nella Chiesa per distruggere la comunione della Chiesa col Signore. E noi vedremo stamattina che questo è molto reale, non è una cosa fantastica, di fantasia, no? E quindi io voglio pregare con voi prima di leggere il primo testo biblico che studieremo, e in modo che il Signore possa parlarci e parlarci alla profondità del nostro cuore. Amen? Possiamo chiudere i nostri occhi e chiedere che Dio possa parlarci davvero. Signore, in questo momento noi siamo nella Tua presenza. Vogliamo chiederti, Signore, che la Tua parola possa agire nelle nostre vite, toccare nel punto più profondo, Signore, della nostra anima. Signore, la Tua parola è vivente e dice la parola stessa che non torna mai a vuoto. Signore, io sono convinto che in questa sala di culto ci sono dei miei fratelli e delle mie sorelle che hanno bisogno di questa parola, di riconoscere che nel mondo spirituale c'è una battaglia per la nostra anima, Signore. E noi vogliamo scacciare via nel nome di Gesù ogni influenza maligna, Signore, dalle nostre vite, e consegnare completamente le nostre vite nelle Tue mani, perché c'è scritto nella Tua parola in Giovanni capitolo 10: e le mie pecore sono nelle mie mani e nessuno le potrà rapire. Signore, vogliamo che la nostra Chiesa, la nostra vita e le nostre famiglie, Signore, siano nelle Tue mani. Te le consegniamo questa mattina nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. E quindi cominceremo col primo passo e la prima azione maligna nelle nostre vite, che è normale che ci sia. Anzi, vi dirò una cosa molto interessante, che anch'io non pensavo così, ma è interessante che quando la parola di Dio comincia a parlarci, noi dobbiamo cambiare idea. Sapete che la tentazione è necessaria.
Gesù dice la parola di Dio, vedremo un testo dopo, Gesù dice la parola di Dio che è stato accompagnato nel deserto per essere tentato. Quindi lo Spirito Santo ha desiderato e ha necessitato Gesù di andare nel deserto per affrontare faccia a faccia il nemico. E a volte, fratelli, noi abbiamo bisogno di affrontare faccia a faccia il nemico. Io nel mondo spirituale vedo una cosa simile, no? Noi siamo coperti come quelle campane di vetro, no? Che usano per coprire le bottiglie, quelle preziose, né Roberto? Quelle tecche, no, di vetro. A un certo punto a volte il Signore alza questa tecca e permette che le influenze del mondo comincino ad arrivare verso di noi. Perché? Perché il Signore desidera provare le nostre debolezze, desidera provare le nostre brecce in modo che noi possiamo rafforzare quelle debolezze. E quindi Gesù viene accompagnato nel deserto, Gesù viene accompagnato dallo Spirito Santo nel deserto per affrontare il nemico, ma è interessante che la parola di Dio in Luca capitolo 4 versetto 1 dice proprio così, che lo Spirito Santo accompagnò Gesù nel deserto, ma dopo 40 giorni che Gesù è stato tentato, la cosa interessante al versetto 13 o 14 se non mi ricordo male, dice che Gesù tornò dal deserto ripieno della potenza dello Spirito Santo. Quindi lui ha affrontato questa prova, ha affrontato queste tentazioni ed è tornato ripieno e potenza nella potenza dello Spirito Santo. Quindi fratello, se tu sei tentato nella tua vita, se stai per essere tentato nella tua vita, vuol dire che è un privilegio, vuol dire che il Signore ti sta cercando di rafforzare quell'area della tua vita, e se tu resisti e se tu combatti bene questo combattimento della fede, io sono sicuro che tu tornerai dal tuo deserto nella potenza dello Spirito Santo. Ma tu devi credere che il Signore è nel controllo della tua vita, perché se tu cominci a dire ma questa frase è molto famosa, né? La carne è debole. Ai fratelli, certo che la carne è debole, ma non usare la parola di Dio a sproposito, perché anche Gesù ha detto la carne è debole, ma lo spirito è forte. E c'è la seconda parte del testo biblico che bisogna considerare, ma il diavolo è furbo, né? Ti ricordi che lui ha tentato Gesù attraverso che cosa? Perfino citando la parola di Dio. Gettati giù, e tanto c'è scritto nella parola di Dio che ti devi gettare, ma lui usa sempre pezzi della parola di Dio. E quindi stamattina considereremo bene questi 3 passi che sono la tentazione, la colpa e il controllo della nostra mente. Io ti invito ad aprire la tua parola in Genesi capitolo 3 e leggeremo i primi 6 versetti della parola di Dio. Genesi capitolo 3 da 1 a 7. Dice così questo testo: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di ficco e se ne fecero delle cinture. Brano molto conosciuto, no? Questo è il primo dramma dell'essere umano. Voi sapete che gli unici 2 capitoli, anzi 4 in totale, gli unici 4 capitoli in cui Dio ha il controllo totale della vita dell'essere umano sono i primi 2 di Genesi e gli ultimi 2 di Apocalisse. In mezzo a questi 4 capitoli c'è la storia del fallimento degli esseri umani. E questo fallimento comincia proprio con una tentazione.
Allora gli uomini erano in piena comunione con Dio, no? Stavano camminando nel giardino dell'Eden, avevano tutto a disposizione. L'unica cosa che Dio aveva chiesto all'essere umano e aveva messo un limite, è interessante che tante persone del mondo mettono in dubbio questa cosa. Ah, ma se Dio è così buono, perché ha messo dell'albero della conoscenza del bene e del male? No, poteva anche non metterlo, ma è interessante che l'albero della conoscenza del bene e del male è un limite che Dio ha dato, e sapete che i limiti sono buoni. Perché se noi non mettiamo il cancello nelle nostre case con dei bambini piccoli e non c'è il cancello, i bambini escono e non c'è il limite, vengono investiti da una macchina, vero o no? E quindi Dio aveva messo un limite per proteggere l'essere umano e fare in modo che l'essere umano avesse comunione con Dio. Ma arriva quello, Satana, no? L'angelo ribelle, il più bello del giardino dell'Eden, arriva da Adamo ed Eva e ovviamente gli dice: sì, ma quel limite lì ti impedisce di vivere. Quel limite lì ti impedisce di fare le tue esperienze personali. E qua notiamo il primo errore che l'essere umano fa quando il diavolo tenta l'essere umano. Il primo errore che fa è entrare in un dialogo con Satana. Caro mio, se tu sei tentato, la prima cosa sbagliata da fare con Satana, è tutto qua dentro, è un dialogo con lui. Perché lui è il migliore psicologo dell'universo dopo Dio, perché lui conosce bene la creazione dell'universo, lui sa chi sei tu, lui conosce anche la storia della tua famiglia, sai che ci sono i peccati generazionali, no? Che partono da nonni, bisnonni, generazioni prima, e lui immette questo seme maligno in qualcuno della tua famiglia, da generazione in generazione, e lui pretende generazione dopo generazione che questo peccato generazionale controlli la vita di questa persona, no? E quindi se tu cominci a entrare in un dialogo con Satana con questa debolezza aperta, caro mio, tu perdi subito. Perché Gesù ha usato la parola di Dio quando è stato tentato nel deserto? Gesù è entrato in un dialogo con Satana. Io non so qual è la tua debolezza, ma ti posso assicurare una cosa, che se tu, quando Satana ti tenta, cominci a usare la parola di Dio con lui non farà il passo successivo. Signore, ma guarda, tu sei qua nel deserto, non mangi da 40 giorni. Ma stai scherzando? Tu sei figlio di Dio, guarda lì quelle pietre lì, basta che fai così e le pietre diventano pane. E il Signore cosa gli ha detto? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Se tu sei una persona che si addira facilmente, per esempio, cos'è che devi rispondere a Satana quando viene lì, no? E ti punzecchia quando tu sei in lite con tua moglie o con tuo marito? Cosa devi fare? Vattene via da me, Satana, perché sta scritto che l'ira riposa nella bocca degli stolti. Se tu sei una persona ansiosa e Satana viene lì e ti dice: ah, ma come farai a mangiare domani? Bisogna che ti procuri qualcosa, Come farai perché tua moglie, sai, ti sta... scusatemi se parlo molto chiaramente, oggi penso che siamo tutti adulti, no? Genere, questo è un problema dei mariti. Tu desideri avere un rapporto con tua moglie e tua moglie ti dice no per un tempo, ok? E la tua testa comincia a, ma sai, ma... E arriva Satana, furbastro di turno, no? Ascolta, io penso che tu abbia una necessità, no? Visto che tua moglie fa così, sai, guarda, internet a disposizione, poi la TV, tanto che lei è a letto, ci sono tutti i programmi che tu vuoi, poi guarda, c'è quella tua collega di lavoro là, guarda come ti ricordi com'è carina, dai, comincia a fare un dialogo con lui, no? E tu, la tua mente comincia a macinare delle possibilità. Sapete perché? Perché la tentazione è lo stimolo di una necessità reale o fittizia. E se tu entri in questo dialogo con Satana, sapete cosa lui farà? Catturerà il tuo cuore e tu comincerai a fare dei passi verso il peccato. Caro mio, tu vuoi vincere la tentazione, la prima cosa che tu devi fare è questo. Rispondi con la parola di Dio a quello che Satana ti propone, anche se lui, e ti dico un segreto, lui crea la necessità e lui ti dà anche la soluzione, ma non è la soluzione di Dio. Lui crea la necessità. Lui fa il vuoto attorno a te
E quando lui arriva con la proposta, tu sei già fregato. Se tu entri in un dialogo con lui ti fregherà sicuramente, perché lui è il migliore psicologo del mondo. Il secondo passo sbagliato, non si vede la D, ok. Il secondo passo sbagliato, andiamo avanti, è il dubbio. Ma Dio ha veramente detto così? La seconda D, no, sono tutte D quelle della tentazione, segnatevele sulla vostra Bibbia. La seconda D è il dubbio, no? Ma sarà che Dio ha veramente detto? Ma dai, questo peccato, ho parlato con un ragazzo questa settimana, gli ho detto, guarda, Dio non è contento quando tu ti ubriachi, quando tu fumi. Risposta, ma sai, se lo faccio una volta ogni tanto, anche se proprio mi sballo completamente, non è che Dio si dispiace tanto, no? Arriva il Satana e dice, ma sai, è il cioccolatino. Dai, i cioccolatini non sono peccato. Ma è interessante che io vedo il peccato così, non so se tu lo consideri così, ma io ho capito che è così. Il peccato è come quella ciliegia, no, bella dolce che tu mangi, non so se qua c'è coltivazione di ciliegie, sì, oltre al vino, sì, a Treviso. Ciliegie, no? Belle saporite dolci, tu cominci a mangiare e poi cominci a mangiarne 2, poi 3, poi 4, poi 5, poi non ti basta, allora passi alla mela, no? E dopo la mela c'è l'anguria, e dopo l'anguria c'è la zucca di 20 kg, il peccato è questo. Tu non cominci con una ciliegia e finisci con una zucca di 20 kg, fai l'indigestione di peccato. Sai perché? Perché Satana ha instillato in te il dubbio che la parola di Dio non è quella che è stata proclamata. E questo testo biblico è interessante, dice, ma sarà che Dio ha veramente detto così? Ma sarà che fare sesso fuori dal matrimonio è peccato? Ma non è così, dai. Insomma, è una cosa che Dio ci ha dato, no? Facciamolo tutti tranquillamente, perché tanto è una cosa naturale, biologica, no? C'è una tentazione, guarda, mi apro con voi, c'è una tentazione che Satana sta facendo con me da un po' di tempo. Si chiama acquisto compulsivo. Io vado fuori nei centri commerciali, sapete che stiamo facendo il trasloco, no? E sono cose sottili, fratelli, ma se tu cominci a capire che sotto c'è un lavoro demoniaco, è interessante. Io esco fuori, devo andare a prendere una vite, ok? Una vite, e lui comincia a dire, potrebbe servirti questo cacciavite, potrebbe servirti questo trapano, potrebbe servirti questo. Dico, Signore, c'è qualcosa che non funziona in sto stimolo. Donne ne sanno qualcosa? Acquisto compulsivo, no? Lo compro, non si sa mai che un giorno mi serva. Gente, se io comincio a ragionare così, di chi mi fido? Dei miei acquisti o di Dio? No, mettiamo in tavola le carte, è così sì o no? Sapete chi c'è sotto questo lavoro? C'è Satana, perché lui mano a mano cerca di farci allontanare dalla fiducia di Dio e farci avvicinare alla consapevolezza della fiducia dei nostri mezzi. Un domani mi capita un problema, ho il trapano giusto. Noi stiamo vivendo, io e mia moglie, la mia famiglia sta vivendo un momento meraviglioso. In questo senso, fratelli, voi non vi immaginate traslocare da una città all'altra cosa significa. Se qualcuno immagina, gloria a Dio, ci sta capendo. Ma quello che sta succedendo con noi, ogni giorno dobbiamo confidare in Dio. Signore, come facciamo a montare i mobili? E quel benedetto del fratello Jonas, dov'è? Alzi la mano per favore, eccolo là in fondo. È arrivato e il Signore ci ha provveduto di un angelo. Le donne che arrivano con i cannoli, Carmen, con i cannoli siciliani Dio sta provvedendo, il fratello Pompeo e Rossella che ci hanno fornito un appartamento per vivere intanto che riusciamo a trasferirci qua. Gente, Dio provvede per noi. Ma se noi dovevamo cominciare a preoccuparci di tutte queste cose, ma sarà che veramente Dio provvederà per voi? Perché voi siete limitati, ma è interessante che Dio provvede per noi. E quando noi non cediamo alla tentazione, fratelli, il Signore provvede per le nostre necessità. E Dio dice, occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Ma vogliamo mettere nella testa questo benedetto principio. Vogliamo mettere nella testa che Dio si occupa delle nostre anime.
delle nostre necessità. Perché se noi facciamo così, fratelli, il regno di Dio si espande e noi vedremo questa Chiesa non con 200 sedie, ma con 400 sedie, con 1000 sedie. Perché? Perché noi ci occupiamo delle sue cose e non cadiamo in questa trappola della tentazione. Il terzo passo falso che ha fatto Adamo ed Eva è questo: la distorsione della verità. No, ma se voi mangiate di quel frutto, voi sarete come Dio. Allora, vi faccio una domanda: all'essere umano nel giardino dell'Eden mancava qualcosa? Niente. Avevano tutto a disposizione. Ma Satana è venuto lì per proporgli di fare un passo, perché sicuramente ti manca qualcosa. Quando tu cominci a sentire la mancanza di una cosa che non hai, chiediti se veramente hai bisogno di quella cosa. Perché è una distorsione della parola di Dio. Voi sarete come Dio. Allora l'uomo è stato stimolato a fare che cosa? A prendere decisioni autonomamente sulla propria vita. È vero, l'essere umano era dipendente da Dio. Sei d'accordo con me? Nel giardino dell'Eden Dio faceva dipendere l'uomo da sé, ma per il bene. Ma Satana ha detto: no caro, Dio non può dominarvi così. Sapete quando noi cadiamo nella tentazione? Quando noi sentiamo e pensiamo che Dio ci domini, quando Dio schiaccia la nostra personalità, quando Dio ci allontana dai piaceri della vita. Lui distorce la parola di Dio e questa è una cosa terribile che lui fa con noi. Quarto passo che ci limita. Poi, ovviamente, tu cominci a entrare nel desiderio, no? Sei mai passato davanti a quelle vetrine? C'è una vetrina a Mantova dove vendono cioccolata. Solo cioccolata. Si chiama cioccolateria. Quando io passo di lì, gente... Allora, tu passi di lì, no? Perché io so che poi la cioccolata mangiata in eccesso fa male. Ma tu passi di lì e dici: passo, guardo, ma non entro. Poi ripassi e dici: entro e guardo solo. Poi esci. Poi dici: entro e assaggio solo un cioccolatino. Sapete come va a finire questa vignetta da fumetti? Gnam 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 gnam. È questo. Questo è il desiderio, fratelli. Eva era lì nel giardino dell'Eden e questo versetto qua è molto interessante, perché dice: la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi. Da dove veniva? Gli occhi. La donna ha cambiato il suo modo di pensare e ha cominciato a vedere il peccato in un modo totalmente diverso. Ah, ma questo, caspita, ma questo è buono. Wow. Sapore di cioccolato in bocca, c'era già. Il prossimo passo sbagliato qual era, secondo voi? L'ultima D, la disobbedienza. Passo il limite. Ma è interessante che subito dopo la disobbedienza, il versetto 7 dice così: e la donna e l'uomo aprirono gli occhi. Quando tu hai peccato, tu ti rendi conto che tutta la fantasia che ti sei creato crolla e finalmente ti riconosci nudo davanti a Dio. Mamma mia, cosa ho combinato? È vero o no che succede così? Solo io pecco? No? Alzi la mano chi pecca? Ok. Grazie. Fratelli, se vogliamo vincere la tentazione come Gesù ha fatto, noi dobbiamo rispondere a Satana con cosa? Con la parola di Dio. Sta scritto così. Ma se tu sei caduto nella tentazione, sei entrato nella seconda fase di azione demoniaca. Stamattina sarà una predica un po' lunga, preparati. Nella seconda fase, che è la fase della colpa. L'azione del nemico nella colpa del cuore dell'essere umano è terribile. Apri la tua Bibbia in Matteo capitolo 27.
Matteo capitolo 27, versetto da 3 a 5. Questo è il tipico personaggio che non ha saputo gestire il senso di colpa. Versetto 3 dice: allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e gli anziani, dicendo: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Allora, se tu hai peccato qua stamattina, no? E sei arrivato con un carico di colpa nella tua vita, se tu non hai risolto la colpa alla croce del Signore, sai cosa succede? Che tu farai un suicidio spirituale. Tu farai anche un omicidio del tuo matrimonio, un omicidio della tua vita, un omicidio della tua chiesa, un omicidio delle tue relazioni personali, un omicidio nel rapporto con i tuoi figli, farai un omicidio in qualsiasi modo, farai un omicidio. Sai perché? Perché la colpa è un insopportabile peso morale da cui vogliamo liberarci, ma non riusciamo tante volte. Allora, guarda la storia di quest'uomo che si chiamava Giuda, è quello che ha tradito Gesù. Lui era il tesoriere. Gigio, stai attento. Lui era il tesoriere dei 12, ok? E aveva un piccolo difettino, che lui era uno che allungava ogni tanto la mano, ok? E la parola di Dio parla proprio chiaramente di questo. E sapete perché ha venduto Gesù? Per denaro. Ma è ovvio, vi ricordate quando nell'ultima cena Satana, quando lui metteva in bocca il pane intinto nel vino, Satana, dice la parola di Dio, che è entrato in lui e ha cominciato a lavorare con il suo senso di colpa. È ovvio che Satana vuole distruggere la vita di un uomo. Allora lui cosa ha fatto? A un certo punto il suo spirito umano, non aveva lo Spirito Santo perché era posseduto, il suo spirito umano ha cominciato a disturbarlo. Cosa ha fatto per affrontare la colpa? No? È tornato dai sacerdoti che gli avevano dati 30 sicli d'argento per vendere Gesù e ha detto: tenete questi soldi, io non ne voglio sapere niente. È interessante quando tu pecchi, no? Quando tu pecchi, la prima cosa che vuoi fare, per esempio quando si fuma, no? Butto via il pacchetto, butto via la bottiglia, butto via il computer perché non voglio più vedere film pornografici su internet, butto via tutto, chiudo addirittura internet. Ma la cosa interessante è che appena tu butti, tu lo ridesideri di nuovo, no? E tu ci cadi di nuovo di lì a 5 minuti. Sapete cosa ho fatto una volta quando ero ragazzino? Mi vergogno a dirvelo, ma so che questo episodio esiste nel cuore di tante persone. Io mi ricordo che dicevo: questa è l'ultima sigaretta che fumo, buttavo nelle spazzature a metà, tornavo di sopra, poi andavo a riprenderla, me la riaccendevo. Gente, avevo 18 anni, faceva schifo, ma era una dipendenza. Io non so che dipendenza hai tu. E io so che la Chiesa tante volte è piena di dipendenza. Anche da cose semplici. Telefonino. Generazione di oggi, io dico sempre che devono fare una cassa da morto perché muoiono così. Appena si siedono. Acquisti compulsivi, come dicevamo prima, no? Dipendenza dall'approvazione degli altri. Io non faccio niente se gli altri non mi fanno l'applauso. Terribile questo, perché tu dipendi sempre dal giudizio delle persone intorno a te. È una dipendenza. Questo uomo era dipendente dalla mania del denaro. Si è reso conto che per il denaro ha venduto Gesù e a un certo punto ha cercato di liberarsi da quei soldi, ma quei soldi di cui si è liberato non l'hanno liberato dal senso di colpa, perché lui non è tornato a Cristo. E quindi arriva lì e il primo passo che lui ha fatto è la consapevolezza. Mi sono reso conto che l'ho combinata grossa, torno là per liberarmi dal mio senso di colpa. Ma non c'è niente da fare, ormai la cosa è fatta. Secondo passo sbagliato. Un pentimento.
Si è pentito lui qua, secondo voi? Usa una parola interessante, perché si è pentito. Ma sai come si chiamano le lacrime di coccodrillo? Io piango. Cioè, quelle persone, fratelli, non so se vi rendete conto, che tutti i culti cominciano a piangere, ma tutti i culti. La parola di Dio arriva e cominciano a piangere. La settimana dopo la parola di Dio arriva e cominciano a piangere, ma la vita non cambia mai. Perché? Perché è tutto in superficie, no? Tutto sentimento, tutto così. Ma la parola di Dio nel cuore, gente, è tutta un'altra cosa. Quest'uomo qua si era pentito, tra virgolette, con i sentimenti, ma non riusciva a pentirsi con lo spirito, perché era posseduto da Satana. E quindi Satana lo stava manovrando come voleva lui. E infine, ultimo passo, un suicidio, perché lui si è suicidato veramente. Se noi stiamo vivendo un senso di colpa, sai, l'unica soluzione che noi abbiamo è andare alla croce di Cristo. Perché c'è scritto nella lettera ai Colossesi: a colui che non conobbe peccato, egli ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 2000 anni fa la cosa è stata risolta sulla croce. Se tu stai sentendo un senso di colpa, il Signore ti dice: tu sei giusto, perché io ho dato il mio sangue per te. E il sangue di Cristo è potente per risolvere tutte le situazioni. Ma se tu stai continuando a vivere il senso di colpa, stai entrando nel terzo livello di azione demoniaca, è l'ultimo, che è quello del controllo. Apri la tua Bibbia in Genesi capitolo 4. Versetto 1 dice: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì anche Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e alla sua offerta, ma non guardò con favore a Caino e alla sua offerta. Caino ne fu molto irritato e nel suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché il tuo volto è abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele suo fratello e l'uccise. Allora è interessante questa storia. Satana aveva il controllo completo della vita e della mente di Caino, completo controllo. Tutti e due portavano l'offerta. Abele ha portato il meglio, Caino ha portato una cosa che Dio non ha gradito. E il diavolo ha cominciato a lavorare con la mente di Caino, cominciando a controllare i pensieri e i sentimenti di Caino. E la cosa interessante è che Dio dice due cose della vita di quest'uomo. La prima dice che lui era irritato e che aveva il volto abbattuto. Quindi sai cosa succede? Quando una persona è controllata da Satana, la prima cosa è che si irrita per tutto. Satana non è un Dio di pace, Satana è un Dio di ira, è un Dio di controllo senza possibilità di libertà. E Dio l'ha avvisato, ha detto: stai attento che il peccato sta spiandoti alle porte, ma tu lo devi controllare. Stai attento, fratello, che se c'è un peccato continuato nella tua vita, Satana ti sta dominando. Il diavolo è lì con te, caro mio. Il diavolo è lì che ti controlla. E sai come riconoscerai che il diavolo ti sta controllando? Attraverso l'ira e attraverso un'altra cosa che dice qua: volto abbattuto. Sai cos'è questa? Depressione.
Quando il diavolo controlla la vita di una persona è depressa. È ovvio che ci sono diversi tipi di depressione, ci sono quelle biologiche, ereditarie, basta prendere un farmaco, tu sei a posto. Ma c'è una depressione spirituale che tu non riuscirai a controllare con nessuna pastiglia di questo mondo. Se tu non riesci a vivere la gioia del Signore giorno dopo giorno, sai perché? Perché il diavolo sta controllando un'area della tua vita. La tua mente è schiava degli inganni di Satana. Quindi, la prima cosa, controllo è una catena invisibile che porta alla morte spirituale. Primo passo sbagliato, come abbiamo detto, è l'irritazione. Il secondo è la depressione. E ultimo, un omicidio. Per risolvere il controllo tu devi uccidere qualcuno. È ovvio, se Satana controlla la tua vita, tu devi parlare male o distruggere la vita di qualcun altro, per forza di cose. Perché tu non riesci a affrontare il controllo del nemico, tu devi scaricare. C'è una regola nel mondo spirituale che vi dico, segnalatela bene sulla vostra Bibbia: il peccato, se non risolto, va condiviso. Il peccato, se non è risolto, va condiviso. Perché nascono i pettegolezzi nella Chiesa? Perché? Perché tu hai un peccato dentro di te e devi... Sai qual è il significato del nome Diabolos? Diabalein vuol dire gettare la palla nel mezzo. Stai capendo quello che ti dico? E le chiese si distruggono, e le famiglie si distruggono. È questo che fa il nemico. Tu devi fare un omicidio. Se il nemico ti controlla, caro mio, il Signore è qua per darti libertà. E ti cito l'ultimo versetto questa mattina che fa parte della mia predica. La parola di Dio dice: sottomettetevi a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Che bello vedere il nemico che viene contro di noi, il secondo essere spirituale più potente dell'universo, viene da un piccolo pastore, Sandro, mi guarda faccia a faccia, mi tenta, mi accusa, fa tutto quello che vuole, ma se io resisto nella fede e mi sottometto a Dio, sapete cosa fa lui? Lui scappa. Satana scappa davanti a te, caro mio, se tu sei sottomesso alla volontà di Dio. Io non so come sta la tua vita, se è nel primo livello, se stai per essere tentato, se stai per essere accusato, senti sensi di colpa, oppure sei sotto il controllo del nemico, ma ti posso assicurare una cosa, che il sangue di Cristo, una goccia del sangue di Cristo vale più di tutto l'oro dell'universo e Lui può liberarti da questa influenza cattiva di Satana. Dio vuole una relazione personale con te. Lui vuole restaurare l'immagine di Dio nella tua vita. Satana tenta di fare il contrario, ma noi abbiamo la libertà in Cristo di dire: io sono figlio di Dio, nessuno mi può toccare, perché il mio deposito è custodito nei cieli attraverso la croce di Cristo. Possiamo pregare insieme? Io non so se tu ti sei riconosciuto nella vita, nella predica di stamattina. Qualsiasi cosa Satana sta facendo dentro di te, nella tua vita, c'è la soluzione. Tu stia per essere tentato, la parola di Dio è potente per liberarti dalla tentazione. Se tu stai per sentire un senso di colpa profondo per quello che hai combinato, il Signore dice: tutto è perdonato, basta che tu confessi. Se tu sei controllato da Satana, Dio è in grado di spezzare qualsiasi catena tenebrosa nella tua vita. La mia domanda è: stai vivendo una vita cristiana totalmente libera di servire il tuo Dio? Se la risposta è sì, amen, alleluia. Se la risposta è no, Signore, non sto sentendo quella gioia di servirti,
mi sento incatenato, mi sento oppresso dal nemico. Allora c'è la soluzione in Cristo, perché Cristo ci ha liberato dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. È così che dice la parola potente, la parola libera. La parola di Dio può fare delle nostre vite una vita diversa. La parola trasforma i cuori degli esseri umani. E tu non sei qua a caso stamattina. Dio sta parlando con te, sono sicuro. E Gesù ha la mano tesa dicendoti: servimi, mio figlio, in libertà. Confessa tutto quello che ti fa star male e alza la tua voce per lodarmi. Io chiedo a tutta la Chiesa di stare pregando in questo momento perché le anime vengano liberate dalle catene delle tenebre.